Il Cagliari si accontenta di una sconfitta indolore contro il Napoli, perde 2-0, contiene il risultato per poter poi dire che è stata comunque una partita in cui ha saputo contenere la macchina da gol napoletana. Si scansa insomma nel match al San Paolo. Emoticons conseguenti, cranio, isolato, c'è solo per raccogliere il pallone alla rete, lasciato solo come ultimo baluardo nel deserto rossoblu. Valukiewicz rilassato, il Napoli capisce che non si tratta di una battaglia e ha grande rispetto dei nemici arresi, in ritardo in occasione del primo gol. Godin affannato e per fortuna che Osimhen passeggia, quando fa sul serio Godin sente tutti gli anni di differenza. Cáceres impalpabile, era a sinistra ma in pochi se ne sono accorti, era lì a fare da barriera umana, gioca pochissimi palloni. Zappa, dirigente, ditegli cosa deve fare e lui lo fa. In questa partita c'è poco da attaccare e quindi non si danna l'anima, tiene la posizione. Strootman silenzioso, le tre statuine centrali devono fare solo presenza, lento e impacciato, poche volte fa transitare la palla. De Iola timido, deve tenere la posizione, lo fa e azzarda un colpo di testa uscendo dalla riga centrale, anche lui fa da comparsa difensiva. Marin intanato, si deve essere persino annoiato a non vedere passare i palloni, non avrebbe d'altronde avuto molte soluzioni offensive. Lico Yannis sperduto, tenta di spingere laddove si crea spazio a sinistra, protetto da Cáceres, ma attaccare non era tra le mansioni di oggi. Nandez muto, poteva spaligliare la partita se avesse raggiunto uno dei palloni di testa proposti dentro l'area, ma Mario Rui lo ha zittito in anticipo. João Pedro invisibile, lasciato in balia degli avversari a fare numero e occupare i pensieri dei difensori napoletani, lo pensano e così assolve il compito di non farli spingere tanto. Cepitelli, Grassi, Pereiro e Keita, fantasmi, fanno parte del nulla programmato per evitare guai più grossi. Mazzarri, teatrale, organizza la partita perché vada così e si prepara anche il discorso finale. Napoli troppo forte, li abbiamo limitati, siamo apparsi compatti, è lui che fa scansare la squadra, speriamo solo in attesa di tempi migliori.